Bene, eccoci qua anche oggi al Bignami di Approfondimenti, qualche minuto con Antonio Casotto, imprenditore, ma qua in veste di promotore della rete innovativa regionale chiamata Veneto Green Cluster, una rete d'impresa riconosciuta dalla Regione ad inizio dell'anno, quindi a pochissime settimane di vita. Siamo qua per parlarne perché è una esperienza all'avanguardia in campo internazionale. Il Veneto e il Nord-Est più in generale è stato individuato dalla Unione Europea come un'area d'eccellenza nel campo della sostenibilità ambientale, che è l'area a cui fa riferimento Veneto Green Cluster, una rete d'impresa. Se avrete la bontà di seguirci domani lo saprete anche meglio, è comunque un network fra aziende ma anche operatori del settore, diciamo a 360 gradi, tra coloro che possono essere interessati nel campo, in questo caso dei rifiuti, a recuperare e quindi a smaltire nella maniera più corretta possibile i rifiuti, e chi invece di questi rifiuti può fare addirittura una risorsa. Allora, resto sull'attualità, perché il caso PFAS, inquinamento delle acque nel Vicentino, è all'ordine del giorno in campo nazionale. Una soluzione come Veneto Green Cluster, senza entrare nel merito del caso specifico, può dare una risposta, ad esempio, anche all'industria chimica? Allora, certamente affrontando ogni tipologia di rifiuto come una sostanza chimica, chiaramente, si può anche individuare quelli che sono gli inquinanti da togliere piuttosto che le parti da recuperare. Nel caso specifico, chiaramente questo refluo liquido che contiene questa sostanza che non degrada, proprio l'indice di degrado praticamente nullo, potrebbe essere estratta, bisogna vedere con che costi chiaramente e con che oneri, potrebbe essere estratta e magari quella sostanza essere anche riutilizzata, perché è una sostanza chimica che potrebbe magari essere riutilizzata in un altro processo. Tutte le sostanze prese di per sé possono essere inquinanti, ma anche risorse per fare chiaramente altri prodotti e altre cose. Lei è un operatore del settore appunto sostenibilità ambientale, che vuol dire rifiuti, riciclaggio di rifiuti. Un argomento sempre guardato, devo dire, con molta preoccupazione e distacco, quasi i rifiuti li creasse non si sa ben chi, insomma alla fine li creiamo tutti noi, quindi bisogna dare una risposta a questo tipo di problema. Leggendo però diciamo, i documenti che hanno accompagnato alla nascita del Veneto Green Cluster, molto è focalizzato sul Veneto e sul nord-est, eccellenza, dicevo, in campo europeo, in campo internazionale nel recupero. Ma se allarghiamo l'ottica al sistema paese, come siamo messi? No, beh, c'è una distinzione netta che credo sia sotto gli occhi di tutti, è la distinzione nord-sud. Su questo non è un'offesa per nessuno, il sud sta fra l'altro recuperando molto terreno, perché anche come indici di recupero all'interno del sistema di raccolta di rifiuti urbani sta partendo anche con successo in molte città la raccolta differenziata, è un po' a macchia d'olio. Invece per quanto riguarda il Veneto ormai non c'è città che non faccia la raccolta differenziata, che non abbia indici di recupero sopra il 60-70%. Questa attenzione chiaramente è tradotta a cascata anche nel comparto produttivo, in quelli che sono i rifiuti speciali, dove ci stiamo concentrando di più, che fra l'altro in termini quantitativi sono di più rifiuti da comparto produttivo che non quelli urbani. Sono anche rifiuti più impattanti, perché chiaramente nel comparto dei rifiuti urbani avremo sì anche la bottiglia di varechina con un po' di varechina dentro o un po' di acido muriatico o roba di sto genere, però stiamo parlando di poche cose, mentre invece nel comparto industriale si trova sicuramente molto di più, si trovano più quantitativi. Quindi la concentrazione adesso di trovare soluzioni a problematiche che oggi finiscono in impianti di stoccaggio piuttosto che di trattamento finalizzato allo smaltimento, quindi sostanzialmente vengono messi in posti sicuri al caldo, voglio dire, oppure al freddo, però non si cerca di ricavarne risorse. Questo è sicuramente oggi deve essere cambiato, uno perché le discariche, lo sentiamo, quelle degli urbani sono mezze piene, voglio dire, ma quelle degli speciali addirittura non esistono soluzioni. Oggi noi se facciamo, questo lo dico perché è stata una cosa che ha colpito moltissimo in assessorato quando abbiamo presentato il progetto, quando oggi noi facciamo
una bonifica ambientale di un terreno inquinato con idrocarburi, un terreno quindi che ne so, potrebbe essere un ex distributore che è un po' inquinato perché quelli cittadini sono stati tolti tutti, sotto c'era qualche perdita. I terreni che sono inquinati da idrocarburi vengono oggi scavati, caricati in un treno sostanzialmente e portati in Germania piuttosto che Austria o Belgio per essere trattati. Quindi c'è terreno veneto che finisce in Germania, per me è una cosa che è allucinante. Quando sono andato a visitare i primi impianti in Germania... Va bene se va in Germania, intendo dire. Se va in Africa è peggio, perché non sappiamo che fine fa. Però è allucinante il fatto che si carichi un rifiuto del genere, quindi un terreno, e non si riesca a trovare una soluzione sul posto, secondo me. Quindi controllando, guardando anche un po' le tecnologie, visitando questi impianti, delle volte sono degli semplici desorbimenti termici, vengono sostanzialmente strippati gli idrocarburi riscaldando il terreno, aggiungendo dei microorganismi si riesce a portarlo a dei canoni, magari non sarà terreno per piantare i fagioli, ma sarà terreno che va bene per rinterri industriali, sottofondi stradali. Ecco, questa è una tecnologia a mio parere anche abbastanza semplice. La parte autorizzativa è veramente il vero scoglio che c'è in Italia, perché l'atteggiamento della popolazione è sempre un atteggiamento di pancia, l'atteggiamento degli enti di controllo è un atteggiamento di diffidenza. Di NIMBY. Esatto, di diffidenza. Ma da un'altra parte. E quindi la parte tecnica, uno studio che potrebbe essere uno studio tecnico, un confronto anche con gli enti di controllo, viene portata sempre su un piano che non è quello tecnico. 30 secondi per dire, va bene, la burocrazia è il problema del nostro paese, ma c'è anche un problema di risorse. Nel caso, perché per fare tutte queste cose servono investimenti. Certo. Arrivano dall'Europa? Arrivano dall'Europa, è la politica economica europea che sta sviluppando delle eccellenze, tra cui in Veneto è stata individuata la sostenibilità ambientale, e dà praticamente dei fondi per ricerca e innovazione in tema di sostenibilità nel caso. Quindi l'Europa sta facendo sviluppo economico puntando sull'innovazione per sviluppare eccellenze. Chapeau ad Antonio Casotto, imprenditore del settore ma promotore di Veneto Green Cluster, la prima rete innovativa regionale, rete d'impresa dedicata alla sostenibilità ambientale, perlomeno per quanto riguarda il Veneto. Grazie e buon lavoro. Grazie. A voi, alla prossima, a domani.